Questa è l'ora in cui gli scheletri sonnecchiano dentro tutti gli armadi del paese, in cui la decrepita signorina che abita al piano di sopra zoppica con delicatezza tra i correlativi del suo mondo interiore. Il padre morto in guerra, il fratello ubriacone, il basilico che sbiadisce in un bicchiere di terra. Durante il crepuscolo, le maniere del mondo, o almeno di questa periferia del mondo, si fanno più dimesse, più cerimoniose e meste. Gli alberi e le case si sciolgono tra i rumori televisivi, gli erutti definitivi di un freno a mano e l'odore della pasta che guizza e si dimena nell'acqua bollente. In questo momento, a quest'ora, mentre la mia mano scrive accanto a una lampada e la lampada è accanto a una finestra e la finestra è accanto alla sera e ai comignoli delle case che fumano nella sera, a quest'ora, in questo momento, io sono in una strada di Palermo, una strada di tanti anni fa. In questo momento, a quest'ora, io sono là, ma non sono lo stesso di allora, né sono quello che sono ora, in quella stessa strada che c'è ancora, ma che non è più quella di allora né è la stessa di ora. E la stessa Palermo non è più la stessa, non è più se stessa. A quest'ora, in questo momento, ho nell'udito voci che non odo più e nelle mie tasche che non sono più le mie tasche ci sono foglietti ingialliti, numeri di telefono e chiavi di case, di stanze che non abiterò mai più. E c'è troppo caldo a quest'ora, in questo momento, in quella stessa giornata di allora. E la luce di quel giorno che non c'è più è ancora gialla, anche ora, anche in questo momento. Non era una luce dorata, è ancora gialla come la dentatura di una pecora o di un cane. E c'è un ristorante modesto a quest'ora, in questo momento, in quella stessa strada, proprio dove allora c'era un modesto ristorante che ora, in questo momento, non c'è più. C'era un negozio di un rigattiere un po' prima, poi c'era una bottega di barbiere e dopo poco il ristorante c'era un piccolo bar, un piccolo e lugubre bar di quartiere. E c'erano anche allora, se non erro, come ora, come in questo momento, tra le pareti di quello stesso ristorante modesto, quel modesto ristorante che allora era un ristorante modesto e che ora è solo un modesto ricordo, i visi di certi avventori in certe giornate che non sono più le stesse di allora, in questo momento, a quell'ora, ognuno di essi sprofondato nella stanchezza della propria solitudine, operai, artigiani, impiegate, nell'inconsapevole nobiltà di ogni gesto necessario e silenzioso, ognuno di essi seduto alla propria tavola, mentre come in questo momento, come ora, il mio sguardo, come il loro, con inquieta pigrizia passava da un vecchio calendario una crepa sul pavimento e da lì immancabilmente finiva per finire sulla strada di fronte, oltre l'ingresso privo di insegna, dove io sono a quest'ora, in questo momento, nei luoghi di passaggio, dove il sole, per qualche ora, come in questo momento, riusciva, o forse ancora riesce, come ogni giorno a quest'ora, come in questo momento, ad addormentare la vita.